nelle campagne tra Campolongo e il torrente Torre, videro crescere una poderosa linea di trincee in cemento armato con postazioni per fuciliera e mitragliatrici, la cosiddetta linea Cadorna, che doveva servire, continuando lungo tutta la riva destra del Torre, a bloccare un eventuale sfondamento austriaco del fronte carsico durante la Grande Guerra. Molte di tali trincee rimangono tuttora a testimoniare quei tragici giorni. Queste difese non furono utilizzate in quanto lo sfondamento del fronte di Caporetto, il 24 ottobre 1917, costrinse la Terza Armata Italiana, nel cui ambito d'azione si trovava Campolongo, a ritirarsi per non venire accerchiata.
Thank you.